Il presidente degli architetti, Rino Lamendola, torna a parlare di aeroporto, una struttura importante per la provincia di Agrigento. Da Tajani un elogio per il presidente della regione Renato Schifani. Alla festa dell'amicizia della Democrazia Cristiana a Ribera un pranzo solidale. L'Acragas ultima in classifica, vittoria della Castrum Favara, i campionati minori e il 100° libro sull'Acragas dello scrittore agrigentino Basilio Borgo. Bentrovati da TVA Notizie. L'importanza di avere un aeroporto ad Agrigento lo ribadisce il presidente dell'Ordine degli Architetti, Rino Lamendola, il servizio di Arturo Cantella. Dotare il territorio agrigentino di uno scalo aeroportuale a servizio della Sicilia centro-meridionale. È questo l'obiettivo prioritario individuato dagli architetti nel documento inviato all'assessorato regionale territorio e ambiente, quale contributo dell'ordine alla redazione del PTR presentato al Palacongressi lo scorso 12 settembre. Al fine di offrire il nostro contributo al piano territoriale regionale, ha affermato il presidente dell'ordine Rino Lamendola, abbiamo convocato l'assemblea degli iscritti che ha approvato un documento con il quale vengono riproposti, integrati e rilanciati i contenuti del manifesto precedentemente condiviso con la rete delle professioni tecniche di Agrigento sul tema delle infrastrutture necessarie per il rilancio socio-economico del territorio agrigentino, tra questi l'anello autostradale, con la realizzazione della Castelvetrano-Gela che attraverserebbe tutto il territorio provinciale con 4 corsie, 2 per senso di marcia e con il completamento concreto del cantiere infinito della strada statale 189 Agrigento-Palermo, l'alta velocità su strada ferrata. Abbiamo sottolineato la necessità di integrare i lavori in corso per il potenziamento della linea Agrigento-Palermo con un piano di interventi finalizzato a garantire il collegamento della città dei Templi a una rete ferroviaria dell'alta velocità. Il sistema aeroportuale. L'unico obiettivo svincolato dalla necessità di rendere veloce l'attraversamento dello stretto è proprio quell'aeroporto centro-meridionale che costerebbe meno di 3 km di autostrada. Lo scalo potrebbe essere organico a un nuovo sistema aeroportuale siciliano, in linea con le direttive del Piano Nazionale Aeroporti, potrebbe alimentare unitamente allo scalo di Birgi il polo aeroportuale occidentale dell'isola dal punto di vista amministrativo, potrebbe fare capo ad esempio a Punta Raisi. Analogamente lo scalo di Comiso potrebbe essere aggregato al polo orientale facendo capo a Fontana Rossa. Tutto ciò supererebbe le tensioni dovute a concorrenze territoriali, consentendo peraltro una notevole riduzione dei costi di gestione, una più attenta e organica pianificazione dei voli in relazione alle esigenze del territorio siciliano, a emergenze come ad esempio gli incendi e le frequenti eruzioni dell'Etna. Tuttavia, conclude Lamendola, l'inserimento dell'importante infrastruttura nel Piano Nazionale Aeroporti rimane ancora subordinata al parere dell'ENAC, che non dovrebbe tardare ancora, visto che sono già trascorsi 3 mesi da quando il libero consorzio comunale di Agrigento ha presentato le integrazioni allo studio di fattibilità dell'infrastruttura richieste dallo stesso ente nazionale dell'aviazione civile. L'assemblea di Forza Italia a Palermo con Tajani che elogia il presidente della regione Schifani, Arturo Cantella. Grande partecipazione alla 2 giorni di Forza Italia a Palermo, svoltosi al Zagarella Palace con lo slogan "Al centro del Mediterraneo", che ha visto presenti i vertici del partito di Berlusconi dialogare sulle tematiche più importanti della nostra politica,
Grande accoglienza per il segretario nazionale Tajani, che negli anni dopo la scomparsa del leader ha risollevato il partito che sembrava scomparire. Invece è riuscito ad aggregare le forze di centro ottenendo brillanti risultati, in particolar modo in Sicilia alle ultime europee, puntando sull'aggregazione delle forze moderate europeiste, per usare un eufemismo citando Battiato, creare un centro di gravità permanente, come da lui stesso dichiarato. Costruendo noi una grande realtà sotto la bandiera del Partito Popolare Europeo. Abbiamo iniziato con le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, aggregando noi moderati, aggregando tante liste civiche, facendo l'accordo con la Südtiroler Volkspartei a Bolzano. Andiamo avanti, credo che ci sia grande possibilità, grazie che Forza Italia possa essere il grande federatore di tutte le forze che si riconoscono nel principio della libertà, della solidarietà, della sussidiarietà, che si riconoscono nella centralità della persona, nei valori cristiani, liberali, riformisti, garantisti, europeisti e atlantisti. Questo siamo, e la Sicilia ha dato già ottimi risultati, ma stiamo avendo in tutta Italia. C'è un'apertura possibile alleanza? Non è possibile, è già nei fatti, che già abbiamo dimostrato di saper aggregare, andiamo avanti per costruire questa aggregazione, ma non in Sicilia, è tutta Italia. La Sicilia è un'importantissima regione italiana dove le cose vanno molto bene, lo stiamo facendo in tutta Italia. Noi vogliamo essere, per citare un grande cantautore siciliano, Battiato, siamo il centro di gravità permanente della politica. Altro grande protagonista è stato il presidente della regione Schifani, riproposto per il prossimo mandato dallo stesso Tajani alla guida della regione, che per l'occasione ha voluto tracciare un bilancio, focalizzandosi sul risanamento dei conti, la riduzione da 8 a 2,5 miliardi del disavanzo lasciato da Crocetta, il sostegno alle imprese e alle famiglie che ha portato all'aumento delle entrate, l'accordo con il MEF sulla riduzione della quota di partecipazione al Fondo Sanitario Nazionale, il vincolo imposto ai manager della sanità di eliminare o ridurre le liste di attesa o se ne vanno a casa, e i riconoscimenti ottenuti dalle agenzie di rating sull'affidabilità economico-finanziaria della regione. Sono dati bellissimi, ha detto Schifani. Forza Italia guarda alla persona, alla dignità delle famiglie e ai giovani. Poi, visibilmente commosso, ha ricordato il suo leader Silvio Berlusconi. Legalità sull'antimafia, per la quale abbiamo pagato troppi dolori, troppe accuse, troppe infamie, anche quando dopo la morte di Berlusconi, ma qua non ci lasciano mai in pace. Allora io devo dire che sono fiero del mio partito, sono fiero della mia storia, sono fiero di come Antonio sta portando avanti una fase estremamente drammatica. Gli sono stato al fianco sin dal primo momento, gli sarò al fianco in ogni momento, non soltanto nel primo momento, perché questa è la forza della classe dirigente che ha lasciato Silvio Berlusconi. La nostra forza è questa, avere creato squadra, sistema, affetto, perché Silvio Berlusconi costruiva rapporti anche sul fatto umano, sul fatto dell'affetto, del rispetto. Ma sapete quante volte Berlusconi l'avrà fatto pure con Antonio? La premessa di Silvio Berlusconi quando ti chiamava, sapete qual era? Vabbè, scusa se ti disturbo. Cioè, non è una banalità, è una sensibilità umana. Per cui, concludo veramente, sono stati 20 anni intensi, dal 2001 fino al 2021-22. Ho vissuto con lui momenti terribili, momenti belli, momenti privati, momenti pubblici. Li ho vissuti intensamente, perché sapete, 20 anni di stare assieme, che era un rapporto poi con un uomo come Silvio Berlusconi, credetemi, mi viene da piangere. Dobbiamo ereditare
la tenacia di un uomo che, pur di salvaguardare la propria dignità, la propria innocenza davanti al mondo intero, ha rinunziato, ne sono testimone perché ne fui trade union, ad ottenere la conversione della sanzione penale in sanzione pecuniaria con una grazia prevista dalla Costituzione. Io venni chiamato al Quirinale, non ero più Presidente del Senato ma avevo dei rapporti correttissimi e mi fu detto che vi era la disponibilità corretta sotto il profilo costituzionale di convertire la sanzione in sanzione pecuniaria, la condanna in sanzione pecuniaria, visto che il reato era fiscale. E quindi la disponibilità c'era dalla Presidenza della Repubblica. Io andai da Silvio Berlusconi, fui l'autore di quel messaggio e lui mi ha detto: no Renato, significherebbe riconoscere la mia colpevolezza, io sono un uomo innocente, preferisco scontare la mia pena. Allora, questo era Silvio Berlusconi. Io sono rimasto senza parole. Concludo, io voglio ringraziare tutti i militanti del nostro partito. Un esemplare di tartaruga caretta di circa 100 kg è stato trovato morto nei pressi della Scala dei Turchi. Le immagini di Maria Amico. Festa dell'amicizia della Democrazia Cristiana a Ribera con un pranzo solidale. Arturo Cantella. Un pranzo solidale verrà organizzato il prossimo 10 novembre in occasione della Festa dell'Amicizia, la kermesse organizzata dalla Democrazia Cristiana dall'8 al 10 novembre a Ribera in provincia di Agrigento. Il pranzo, al quale parteciperà anche il segretario nazionale del partito, onorevole Totò Cuffaro, si terrà alle ore 14 presso il Parco degli Aranci. L'iniziativa del Comitato della Festa dell'Amicizia, in collaborazione con l'OPC Leali, sarà un momento conviviale per socializzare, cantare, ballare e pranzare facendo del bene. Il ricavato del pranzo di beneficenza verrà utilizzato durante le festività del Santo Natale per offrire una giornata d'amore e un pranzo dalle persone che vivono in uno stato di povertà estrema, quanto dichiarato dall'onorevole Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Ars e segretario organizzativo del partito. L'accesso al pranzo sarà consentito tramite donazione minima di 50 euro e occorrerà prenotare entro il prossimo 6 novembre per garantire la trasparenza dell'iniziativa. Le donazioni potranno effettuarsi esclusivamente attraverso la piattaforma GoFundMe e il relativo link. Inaugurati a Siculiana il coro ligneo e l'altare del santuario del Santissimo Crocifisso, divenuto luogo del cuore Fai. Oggi è una giornata importante perché è una inaugurazione nazionale, quella di questo luogo del cuore. Tra i due luoghi del cuore siciliani c'è quello di Siculiana. Io sono felice che siano state raccolte oltre 13.000 firme, che poi sia stato premiato questo progetto e quindi oggi è una grande festa per tutta la comunità, perché i luoghi del cuore servono anche per dare forza al lavoro dei cittadini, alla società civile che collabora con le istituzioni. Io spero che la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e paesaggistico possa portare anche una crescita della comunità anche dal punto di vista economico.
Sono davvero orgoglioso come sindaco oggi per questa inaugurazione che rappresenta un altro tassello per questo paese che vuole porsi al centro di questa provincia come luogo di cultura. Abbiamo ideato un percorso, un itinerario che include naturalmente il nostro santuario con tutte le bellezze che sono al suo interno, le opere artistiche, e quindi invito tutti a visitarlo. Intanto per vedere un attimo questo luogo del cuore, e sicuramente per quanti verranno lo diventerà, perché affascina, perché c'è una grande spiritualità, come è giusto che sia, all'interno di una chiesa, ma la sua ricchezza sicuramente incanta. Abbiamo partecipato al censimento che ogni 2 anni il FAI organizza. Ci siamo classificati 15esimi a livello nazionale e secondi a livello regionale con 13.105 voti. Questo ci ha dato la possibilità di poter poi partecipare al bando per i progetti di restauro finanziati dal FAI con la sponsorizzazione di Intesa San Paolo, e grazie a questo abbiamo avuto la possibilità di restaurare il coro ligneo e l'altare maggiore del nostro santuario e quindi restituire questo bene alla nostra comunità. Grazie a questo è anche un'ulteriore possibilità di far conoscere il nostro territorio e le bellezze di Siculiana a chi verrà a visitarlo. Questo santuario per la comunità siculianese è il cuore. Qua si vive la vita di ognuno, ecco, le gioie, i dolori, i progetti, le speranze. Questo luogo è il centro propulsore di tutto quello che avviene nella nostra comunità. Qua continuamente, ogni giorno, tanta gente viene da tutti i paesi vicini e anche da paesi lontani per rendere omaggio al crocifisso, a ringraziarlo, a pregarlo. È un continuo di pellegrini. Qui ogni anno, a partire dal mese di aprile fino al mese di dicembre, si celebrano tantissimi matrimoni, nella maggior parte di gente che viene da fuori, ecco, che sceglie questo luogo come luogo per consacrare l'amore. Innanzitutto un ringraziamento alla Conservarte di Lodi, che è la ditta di restauro con la quale collaboriamo da tanti anni. Il restauro ha avuto in oggetto proprio la manutenzione straordinaria e il recupero estetico e funzionale della cantoria lignea e dell'altare maggiore. I problemi che riguardavano soprattutto l'altare, il coro ligneo, erano problemi di natura strutturale. I braccioli si muovevano completamente. Lo schienale è stato smontato e rimontato. C'erano 2 strati di moquette applicati su tutta la superficie che sono stati rimossi. Un'attenzione particolare è stata riservata alla parte strutturale per renderlo funzionale, perché ancora oggi viene usato questo coro ligneo. L'altare maggiore è realizzato in tarsia e marmoreo. Anche qua vi erano problemi di natura statico-strutturale, oltre al fatto che c'erano molte lacune e molte mancanze. Oltre a strati di polvere accumulati sulla superficie, vi erano presenti degli sbollamenti dei marmi, per cui sono stati rimossi molti marmi, è stata ritrattata la sede e poi sono successivamente stati ricollocati. Stesso lavoro è stato fatto per le formelle lignee, che sono state interamente smontate e restaurate singolarmente. Da siculianese dico, dopo 14 anni che manco, è stato sicuramente un gran privilegio il poter lavorare ai piedi del Santissimo Crocifisso. Per l'ARPA Sicilia sono inadeguati i tempi per la valutazione ambientale che riguarda il ponte sullo Stretto, il servizio. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, l'ARPA Sicilia, ha espresso serie preoccupazioni riguardo alla tempistica assegnata per esaminare il progetto del ponte sullo Stretto di Messina. Secondo l'ARPA il tempo messo a disposizione è troppo breve, infatti, per garantire un'analisi approfondita e accurata, sollevando così interrogativi sull'efficacia del processo di valutazione ambientale per un'opera così complessa e strategica. La comunicazione ufficiale di ARPA Sicilia è arrivata il 14 ottobre in risposta alla documentazione integrativa inviata tra il 12 e il 26 settembre 2024 da Stretto di Messina SpA, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'enorme mole di dati da analizzare, 1417 documenti, è stata accompagnata da una scadenza di soli 21 giorni lavorativi, un limite che secondo l'ARPA impedisce di effettuare una revisione completa e dettagliata del progetto.
Per far fronte alle ristrettezze temporali, ARPA Sicilia ha potuto concentrarsi soltanto sui documenti principali, come lo studio di impatto ambientale e il progetto di monitoraggio ambientale territoriale e sociale unificato. Tuttavia la mancanza di tempo ha costretto l'ente a tralasciare altri documenti specialistici, compromettendo l'analisi di aspetti cruciali per l'ecosistema e la salute pubblica. Questa situazione ha sollevato l'allarme per il possibile impatto sull'interesse pubblico, poiché le limitazioni di tempo rischiano di tradursi in una valutazione incompleta che potrebbe non riflettere pienamente le implicazioni ambientali e sociali dell'opera. L'ARPA sottolinea che un progetto di tale portata, definito strategico e di interesse nazionale ed europeo, merita un'attenzione particolare e un'analisi dettagliata. Di fronte alla scadenza inadeguata, l'Agenzia ha ufficialmente richiesto una proroga dei tempi per completare una valutazione più completa ed accurata in linea con l'importanza dell'opera. ARPA Sicilia insiste inoltre sull'importanza di un approccio che tenga conto delle comunità locali che potrebbero essere direttamente o indirettamente coinvolte nella realizzazione del ponte. Solo attraverso una valutazione accurata e senza restrizioni temporali sarà possibile garantire che i rischi e i benefici del progetto siano valutati in modo responsabile, tutelando sia l'ambiente che l'interesse pubblico. Con questa richiesta ARPA Sicilia punta i riflettori sulla necessità di processi di valutazione ambientale che, soprattutto in opere di grande rilevanza, non siano sacrificati per rispettare tempistiche stringenti. Giovedì alle 17 alla Sala Fazzello del Museo Archeologico di Agrigento si parlerà del senso della vita e della morte da uno scritto di Vincenzo Patti, Toccaferro, in collaborazione con l'editore di Medinova Antonio Liotta. Saranno presenti Roberto Sciarratta, Giuseppe Avenia, Dino Caramazza, Giuseppe Di Betta e Lina Urso Gucciardino. I lavori saranno coordinati dalla giornalista Margherita Trupiano, che parlerà sugli aspetti della vita e della morte nelle arti figurative. Al Parco Letterario Luigi Pirandello è stato presentato il libro Pionieri della pallacanestro in Sicilia, il servizio e le interviste di Arturo Cantella. Presentato ieri al Parco Letterario Luigi Pirandello di Agrigento il volume Pionieri della pallacanestro in Sicilia di Roberto Quartarone, un libro che racconta la storia del basket dal 1921 al 1943 in Sicilia e che ripercorre le gesta dei giocatori delle squadre nei primi 22 anni di palla al cesto. Sono anni che hanno messo le basi per la crescita del secondo dopoguerra. Partecipata alla presentazione, che ha visto la partecipazione delle comunità dei cestisti agrigentini, cresciuti sotto l'ala di Paolo Torregrossa, primo vero presidente della Federbasket siciliana e animatore di ogni sport tra Palermo negli anni 30 e Agrigento dagli anni 50 in poi. Il Caffè Letterario Pirandello ha ospitato l'evento grazie al protocollo d'intesa con la Real Basket di Agrigento, sottoscritto dall'ingegnere Barone per il parco e l'Alessandro Bazan per la SD. Ha condotto l'evento Silvio Torregrossa, dirigente della Real Basket, con l'intervento del presidente Barone e di molti dei partecipanti che hanno scritto la storia della pallacanestro agrigentina. Ci troviamo al Parco Letterario Luigi Pirandello per presentare il libro di Roberto Quartarone, I pionieri del basket siciliano. È un appuntamento importante perché Roberto ci ricollega ai primi anni, agli albori della pallacanestro siciliana, e notizie che a noi mancavano. Roberto, perché hai fatto questo libro e come? Allora, intanto io sono ormai appassionato da tanti anni di storia della pallacanestro, dello sport in generale a Catania e in Sicilia in generale. E nel 2021 c'è stato il centenario della Federazione Basket e avevo intenzione di fare appunto una pubblicazione che riguardasse la storia di tutto il basket in Sicilia, che sintetizzasse un po' il mio lavoro di ricerca che dura ormai da circa 15 anni.
Sono riuscito a concretizzarlo quest'estate, appunto l'estate 24, e ho deciso di portarlo avanti perché è importante ritornare alle nostre radici della pallacanestro, che non è soltanto quello che succede ora o comunque nel dopoguerra, ma c'è tantissimo prima della seconda guerra mondiale. Sono molto felice di presentarlo qui a Agrigento perché Agrigento è stata una città importante nello sviluppo della pallacanestro negli anni 30, ha avuto una squadra di Serie B all'epoca che aveva appunto una sua dignità e anche una squadra femminile anche abbastanza importante, e anche perché il primo presidente serio della pallacanestro della Federazione Basket in Sicilia si chiamava Paolo Torregrossa, e dunque presidente di Silvio Torregrossa, che è dirigente del Real Basket, e quindi c'è una connessione molto forte col territorio, e questo libro è un po' un tributo a tutte quelle persone che hanno costruito le basi di quello che oggi è il nostro basket. All'epoca era palla al cesto, oggi è basket. Domani pomeriggio, giorno in cui si ricorda il beato Rosario Livatino, a Canicattì, nella chiesa di Santa Chiara, si terrà un'assemblea diocesana per l'inizio dell'anno pastorale. Titolo della manifestazione: Pellegrini di speranza in cammino verso il Giubileo. Basilio Borgo, l'agrigentino scrittore e tifoso dell'Acragas, ha raggiunto il traguardo dei 100 libri. Il servizio. L'agrigentino Basilio Borgo, tifoso biancoazzurro, è arrivato al traguardo dei 100 libri che parlano dei campionati che riguardano l'Acragas. Era questo l'obiettivo. Il libro numero 100 assume un interesse particolare perché è in vendita su Amazon. La pubblicazione riguarda la storia dei campionati di Serie C, Girone C, dal 1959 al 1963. Una storia a fumetti di diverse azioni e gol delle singole partite giocate in quegli anni. I disegni sono stati realizzati dalla mano di Basilio Borgo, così come tutti i precedenti volumi. Nel libro è possibile visionare classifiche, risultati e foto d'epoca. Tra le squadre della Serie C che vengono citate da Borgo figurano il Lecce, la Regina, il Foggia e la Salernitana, squadre che sono approdate in Serie A. Qui per parlare del mio 100° libro, che fortunatamente ha avuto l'approvazione della ditta americana Amazon, e quindi è in vendita presso di loro. Quindi questo libro è questo di qua. Parlo del periodo d'oro dell'Acragas di inizio anni 60, quando fummo promossi dalla D, anzi fummo più ripescati dalla D, e poi abbiamo avuto il primo anno un ottimo 7° posto, e poi dopo negli anni abbiamo fatto alcuni campionati ottimi fino ad arrivare al 63, che è indicato in questo libro, dove l'Acragas ha fatto il risultato più importante della sua storia calcistica, un 3° posto a un passo dalla Serie B, perché alla fine eravamo a pari punti con la Capolista. Poi purtroppo allora per motivi economici non hanno voluto continuare, per cui insomma hanno dato il via libera al potenza di Gizio Rubino, che sarebbe in Serie B. Comunque questo libro è fatto di tanta grafica, anche perché diciamo non è come gli altri libri che c'è la grafica e tante fotografie. Le fotografie c'è il minimo indispensabile, perché purtroppo con Amazon bisogna rispettare alcuni limiti che fa. Grazie dell'ascolto e forza Acragas sempre, anche se per ora è in condizioni penose. Pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con lo sport. E per lo sport parliamo dell'Acragas, che rimane ultima in classifica da sola, e del Castrum Favara, vittorioso per 2-0. I servizi di Carmelo Lentini e Giuseppe Moscato. La Cireale vince il match dei poveri e lascia l'Acragas in solitudine all'ultimo posto. Il gol della vittoria accese porta la firma di Rodio al 55esimo.
In serata il patrono Giuseppe Deni ha diramato un comunicato che leggiamo integralmente. Il patrono dell'Akragas Giuseppe Deni comunica che alla luce della nuova sconfitta in campionato contro la Ciriale, causata dall'ennesima prestazione opaca della squadra, ha deciso di intervenire immediatamente sul mercato per rafforzare l'organico in quei reparti carenti di qualità ed esperienza. Domani, significa questo lunedì, è prevista una riunione societaria e da martedì saranno presi seri provvedimenti nei confronti di quei calciatori che hanno deluso le aspettative della vigilia. La società tiene tantissimo all'Akragas, che non merita certamente di navigare nei bassi fondi della classifica, continua a recitare il comunicato stampa. Il patron Deni intende rassicurare la tifoseria sul futuro del club, che ha alle spalle una storia gloriosa e promette il massimo impegno per salvare la categoria con l'ingaggio di giocatori in grado di poter aiutare l'Akragas a rimanere in Serie D. Tutto questo alla vigilia perché domenica prossima l'Akragas ospiterà al Seneto la vice capolista Regina. Per quanto riguarda le altre gare in programma, vince con merito il Castrum Favara grazie alla doppietta di Palma, mentre il Licata in vantaggio con Minacore su calcio di rigore si lascia prima raggiungere da Cicirello e poi superare da una rete di Nardella. Cade in casa il Ragusa con il Sambiase, che segna la rete della vittoria con Servo, mentre la Regina, prossimo avversario dell'Akragas, rifila 3 reti al Paternò. Torna a vincere la Scafatese con il Pompei per 3-1. Si ferma il Siracusa San Cataldo sullo 0-0. La Vibonese espugna nella finale di Sant'Agata per 1-2. Infine Nuovigia Nissa è terminata a reti bianche. In vetta ci sono 2 squadre, Scafatese e Vibonese, mentre Siracusa e Regina inseguono ad 1 punto. Post gara Ciriale Akragas, una sala stampa per l'Akragas, l'amministratore delegato Graziano Strano, è arrivata l'ennesima sconfitta, l'ennesima brutta prestazione dell'Akragas. Come giustificare questa sconfitta? Come giustificare? Non vogliono essere parole di retorica, non vogliono essere parole di circostanza. Siamo distrutti, come sono distrutti i nostri tifosi che hanno ben ragione di poter criticare quello che fino ad oggi ha fatto questa società. Chiediamo scusa vivamente, col cuore. Lo so che con le scuse non se ne fanno niente i tifosi, però noi dobbiamo avere l'umiltà di dire che abbiamo sbagliato. E la proprietà mi ha veicolato un messaggio che devo dirlo a tutti. Martedì ci sarà una riunione straordinaria dei soci dove si è capito che in alcune parti nevralgiche del campo siamo disorganizzati, se non dire carenti, quindi la società ha deciso, per il bene della città di Agrigento, di intervenire corposamente sul mercato da subito, senza aspettare la finestra, nella speranza e nell'augurio che tutto questo sia un incubo che finisca presto. Ci assumiamo tutte le responsabilità, perché le responsabilità sono di chi sceglie, cioè noi, di chi contrattualizza, cioè io, e di chi gestisce la società, cioè io. Quindi se c'è da assumersi tutte le responsabilità, mi assumo tutte le responsabilità, accetto tutte le critiche perché oggi sono giuste e dovute e richiedo a nome di tutta la società, io come amministratore unico della società Akragas Calcio, scusate e faremo di tutto, scusate sono un pochettino anch'io giù di morale perché oggi ho paventato una prestazione primo tempo discretamente brillante dove c'è stata solo una squadra in campo che era l'Akragas, e il secondo tempo, ahimè, la Ciriale ha avuto il sopravvento e ha vinto la partita. Rimane che rimaniamo gli ultimi in classifica, questo ci dispiace di più, accettiamo tutte le critiche perché oggi siamo soggetti a critiche, quindi dobbiamo stare solamente zitti, abbassare la testa e pedalare. Però promettiamo alla città di Agrigento che martedì immancabilmente sarà un restyling dell'Akragas Calcio da subito. Sì, direttore, oggi l'Akragas ha pagato anche 2
episodi che poi sono quelli che decidono il calcio, l'infortunio del portiere, poi il secondo portiere fa quel uscita sbagliato su cui nasce il gol della Cireale, e l'infortunio anche del centravanti Lelè che ha di fatto disinnescato il potenziale offensivo dell'Akragas, rendendo più facile anche la difesa da parte della Cireale. La sua domanda è una domanda intelligente e costruttiva e la ringrazio perché nelle nostre colpe lei un poco mi sta discolpando come società, quindi l'aggredisco, ma non per stare con la coscienza a posto, per far capire che non è andato come doveva andare. Il mio portiere gli danno 30-40 punti in testa, è andato via, entra il ragazzino, suo collega, che non aveva fatto neanche un minuto, purtroppo ha fatto una sua, chiamiamola, una gaffe nell'uscita. L'unico attaccante che teneva alta la società, l'Akragas, che teneva in auge in fibrillazione la difesa della Cireale, era Ergan Levé, e purtroppo è uscito per infortunio. Quindi la ringrazio della domanda, però capisca meglio, sono demoralizzato come è demoralizzata la società, come sono demoralizzati tutti i nostri tifosi che hanno il dovere in questo momento di criticarci, e noi dobbiamo essere con le palle, noi società, a dimostrare che noi amiamo Agrigento e dobbiamo portare in salvo questa squadra, perché se lo merita la città di Agrigento, se lo meritano i nostri tifosi e ce lo meritiamo noi, che stiamo H24 a lavorare tutti i giorni. Con una doppietta di Mattia Palma e un rigore parato da Tommy Scuffia, la Castrum Favara, con una prestazione che non è esagerato definire eccellente, si impone sull'ottimo Locri, guadagna 3 preziosi punti e sale di diversi posti nella classifica del girone I del campionato nazionale di Serie D. Una settimana più che positiva per i ragazzi di mister Pietro Infantino, che hanno pareggiato domenica scorsa in casa con la Nissa, poi ancora pareggio in trasferta con il Sambiase nel turno infrasettimanale, e ieri ottengono la bella vittoria con il Locri, con una gara che ha convinto tutti, società, tecnico e pubblico, accorso numeroso allo stadio Bruncoleri. Il Locri dal canto suo era reduce da 2 vittorie e un pareggio ottenuti contro avversari blasonati, ma ieri ha subito la supremazia del Favara con la squadra di mister Infantino, che è stata la vera padrona del campo, con tutti i settori che hanno risposto alla perfezione e che ha visto ancora una volta brillare le stelle di Baglione, De Minne e dei già citati Scuffia e Palma. La Castrum Favara passa in vantaggio poco prima del riposo, al 42esimo, cross dal fondo dalla destra di Camilleri e Palma appostato al secondo palo in sacca di testa. Castrum Favara che va vicino al raddoppio con la Piana. Il secondo gol arriva al 62esimo con un'azione simile al gol del vantaggio, crossi di Testoni, e Palma ancora di testa firma la sua prima doppietta con la maglia giallo-blu. Nel finale il Locri ha l'occasione di riaprire la partita, l'arbitro concede il rigore per l'atterramento in aria di Gualtieri, ma Scuffia si distende e para il tiro di La Rosa. Netto quindi il successo del Favara, che riceve lo scrosciante applauso dei tifosi, ma anche i complimenti del presidente del Locri, che elogia anche la società per l'accoglienza ricevuta. Ma ecco le interviste. Siamo stati sempre così. Forse siete condizionati dal risultato, ma siamo sempre stati così. Abbiamo fatto con la Vibonese, abbiamo fatto una grande partita, però abbiamo perso, ma nessuno ha detto che i ragazzi hanno fatto una grande prestazione giocando con un avversario difficile, che oggi l'ha dimostrato di nuovo, la classifica dimostra, però noi abbiamo dei principi di gioco, abbiamo un principio di stare assieme, e quello porteremo avanti. Siamo contenti della vittoria perché ci fa fare un salto, ci fa allontanare dal sest'ultimo posto, però come potete vedere non si può mollare un attimo, perché il sest'ultimo posto è a 9 punti e noi ce ne abbiamo 12. Sembra che avete preso l'ascensore però con il tasto su per la salita. No, abbiamo fatto una partita importante, sapevamo che era una partita delicata, volevamo dare continuità ai risultati, e
siamo contenti, però sappiamo che adesso abbiamo delle partite difficilissime come quella di oggi. Se l'affrontiamo in questo modo, come ho detto ieri, l'avversario è meno forte. Dipende sempre dal nostro atteggiamento, dal nostro modo di interpretare la partita. Un bravo naturalmente a Palma che ha fatto i 2 gol, ma se mi permette un bravissimo anche a Demin che non ha sbagliato un tiro. Fare dei nomi oggi sarei scorretto a fare nomi, perché credo che tutti hanno fatto una grandissima partita. Abbiamo fatto giocare Tavella, che già la seconda partita ha fatto bene, è entrato Bontà che nel 2007 ha fatto benissimo. Credo che sono molto contento di Palma, perché ma al di là dei 2 gol, per il lavoro che fa, tiene alta la difesa, attacca la profondità, lavora su tutti i palloni. Sono contento perché il ragazzo, come vi ho detto in settimana, meritava, gli mancava solo il gol e l'ha trovato, perché io credo che il lavoro alla lunga e i comportamenti alla lunga pagano. Palma, una doppietta che ha permesso al Favara di vincere, credo in una delle migliori partite che abbia disputato. Una bella soddisfazione. Ma sicuramente è una grande soddisfazione anche personale trovare il gol che mancava. La cosa più importante è aver vinto, essere stati costanti nella prestazione durante tutta la partita, quello che c'era un po' mancato nelle ultime gare, e siamo felici per questa vittoria. E dire che è stato un tour de force, 3 gare in una settimana. Sicuramente è stata una settimana impegnativa, però abbiamo raccolto molti punti, forse potevamo raccogliere anche qualcosa in più, però adesso ci godiamo questa vittoria e poi la settimana prossima prepariamo la trasferta. Anche perché con la classifica corta che c'è, i 3 punti di oggi hanno fatto prendere un po' l'ascensore. Sicuramente è una vittoria importante, però come ho già detto bisogna essere costanti in questo campionato e fare risultati a lungo termine, perché la classifica è corta, è un attimo che ti ritrovi da giù a su con una partita. Capitano, è diventata un'abitudine parare i rigori? No, non è mai facile, soprattutto quando manca poco alla fine. Siamo riusciti a tenere 2-0, che ci ha messo tranquillità a tutto il resto della squadra, quindi sono contento per aver parato questo rigore e dobbiamo continuare su questo passo per poterci togliere grandi soddisfazioni, e già da martedì penseremo a domenica prossima. Dalla tribuna abbiamo visto che in realtà tutte le zone del campo sono state coperte benissimo e ognuno ha fatto veramente il proprio ruolo. Sì, avevamo studiato bene la partita, avevamo preparato benissimo in settimana, anche se per quel poco che ci siamo potuti allenare, in quanto abbiamo avuto l'infrasettimanale, però giustamente quando tu la prepari bene poi è normale che la domenica riesci a giocare bene, a coprire tutto il campo e a non subire più di tanto l'avversario. Ci aspettavamo forse un Locri più aggressivo, più dinamico? E credo, come ha detto il loro presidente, le trasferte lunghe un po' spiatano, un po' sfiniscono anche fisicamente sia gli addetti ai lavori che i giocatori stessi, perché purtroppo 3 gare che hanno fatto loro, insomma, è da capire il pensiero della società Locri. Poteva succedere anche a noi, abbiamo fatto qualche chilometro in meno, abbiamo fatto 2 partite in casa e quindi abbiamo sofferto meglio la stanchezza. Oggi è una gran bella partita, il Castrum ha dimostrato di essere una gran bella squadra, ha meritato il risultato sul campo, meritatissimo, grande squadra, faccio i complimenti alla squadra, al mister e a tutta la dirigenza anche per l'accoglienza che ci ha riservato a tutti noi. Ai miei ragazzi sicuramente non posso recriminare nulla, perché usciamo da una partita importantissima con il Siracusa e dopodiché partiamo subito, andiamo a Pompei, facciamo anche un ottimo risultato anche a Pompei, da Pompei ripartiamo subito per Castrum Favara, quindi diciamo che queste trasferte non sono state dalla nostra parte. I ragazzi sono molto stanchi, quindi non posso recriminare nulla. So di avere un'ottima squadra guidata da un ottimo allenatore, nulla da dire, continuiamo così, andiamo sempre avanti così e faccio di nuovo i miei complimenti a Castrum Favara per l'accoglienza che ci ha riservato qui a noi e soprattutto per l'ottima partita che ha giocato. Complimenti ancora a voi. Ora i campionati di eccellenza e promozione. Carmelo Lentini. Ed ora le altre categorie inferiori. In eccellenza girone A, bella vittoria esterna dell'Unitas Sciacca sul campo della Folgore,
grazie alle reti di Alfonso Cipolla ed Erbini. È finita la gara per 2-1. Adesso la compagine agrigentina si posiziona al terzo posto con 13 punti, esattamente a 4 punti dalla capolista Athletic Club Palermo e a 2 punti dal secondo posto. Vince 2-0 il capolista, vale a dire l'Athletic Club Palermo, come anche il Città di Gela che espugna il rettangolo dell'Accademia Trapani. Non batte ciglio il Don Carlo Misilmere, che supera il Partinica Audace con un rotondo 4-0. Si inceppa invece in casa il San Giorgio Piana. In quanto riguarda il campionato di promozione Girone C, vince ancora l'Aragona che supera con qualche difficoltà il riposto per 3-2. Sconfitto 3-0 il Casteltermine a Giarre, come anche il Gemini per 2-0 al Nicosia. Partita sospesa invece a Cammarata e rinviata data da destinarsi quella che doveva essere la gara tra il Camarat e il Santa Venerina per infortunio all'arbitro. Cambia la classifica, in vetta adesso voleggia con una gara in più il Nicosia. Inseguono a 2 punti l'Aragona e il Giarre, mentre il Camarat si trova adesso a 3 punti dallo stesso di capolista Nicosia. Il Camarat domenica prossima sarà ospite del riposto, il Gemini ospita il Giarre e il Casteltermine riceve in casa il Belpasso. L'Aragona invece dovrà osservare un turno di riposo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Arrivederci.